Amici della Sueso per i Ponti, benvenuti a un'altra tappa della Sueso per il Veneto. Ci troviamo oggi a Concordia Sagittaria, ma questa mattina siamo partiti da Portogruaro, dal Museo Nazionale Concordiese, che come sapete ormai è convenzionato con TG Solo Group, come tutti gli altri musei della Direzione Regionale Musei del Veneto del Ministero della Cultura, così che tutti i soci TG Solo Group possono ricevere un biglietto agevolato, ridotto, proprio per entrare in tutti i musei statali del Veneto. E allora abbiamo fatto la nostra bella giornata della Sueso per il Veneto, partendo proprio dal Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro, e poi il pomeriggio abbiamo visitato anche l'area archeologica della Basilica Paleocristiana di Concordia Sagittaria, con un biglietto unico tra l'altro, e quindi stiamo concludendo oggi la giornata, ma non prima di una bella sorpresa che abbiamo ricevuto. Un'altra area archeologica di Concordia Sagittaria oggi è eccezionalmente aperta grazie alla sovrintendenza del Veneto proprio, e grazie appunto anche a una archeologa, Alessandra, che abbiamo qui oggi nostra ospite dell'Associazione Studio di Archeologia, e che anima proprio in qualche modo le visite proprio e le aperture straordinarie di queste aree archeologiche anche a Concordia Sagittaria. Abbiamo Chiara Genovese, il presidente TG Solo Group, che ha qualche domandina giusto per noi e per la nostra amica Alessandra. Esatto, io sono famosa per un'unica domanda, che è quella, se Alessandra puoi dirci i 3 motivi per cui venire qui a Concordia a visitare. Beh, innanzitutto uno dei motivi principali è riscoprire un po' il territorio, credo, no? A tutti i livelli, gastronomici, turistici. Poi c'è ovviamente la parte archeologica, perché Concordia Sagittaria ha dei diamanti, diciamo così, degli elementi di pregio, delle aree archeologiche di pregio che effettivamente vale la pena da visitare, come ad esempio l'area archeologica della Domus dei Signini. Poi vale la pena venire qui perché ci siamo noi ovviamente, che riusciamo a farvi scoprire la storia dell'antica Iulia Concordia, partendo da Portogruaro, visitando appunto il Museo Nazionale Concordiese, venendo qui poi a Concordia, visitando appunto l'area archeologica della Basilica Paleocristiana che voi avete già visitato, l'area archeologica della Domus dei Signini, per poi magari, chissà, finire poi a Caorle, un po' di pubblicità, che fa sempre bene. Esattamente, perché noi il 5 settembre saremo appunto a Caorle, e quindi questi incontri fortunati e straordinari ci fanno ben sperare. Esatto, beh, sempre di nuovo i nostri ospiti quindi. Certamente. Vi aspettiamo tutti in realtà. La prossima apertura, ecco, sarà il 31 di luglio, quindi vi aspettiamo sempre qui se avete voglia appunto di riscoprire un po' l'antichità di Concordia Sagittaria. Benissimo, noi vi aspettiamo intanto per le prossime tappe della Sueso per il Veneto. Saremo il 1° di agosto ad Asiago, Esatto. ci spostiamo al fresco verso le montagne, e poi appunto, come si accennava adesso e stiamo già prendendo accordi, il 5 di settembre a Caorle. Le attività della Sueso per i Ponti non si fermano qui, come sapete abbiamo in corso tutta la rassegna Sueso Detour, le visite guidate della Sueso per i Ponti a Venezia, e vi raccomando di segnarvi le prossime date. Il 25 di luglio, quindi domenica prossima, abbiamo nuovi itinerari da proporvi a Venezia, e poi le prossime date saranno il 22 di agosto, il 19 di settembre, e tutto il calendario completo lo potete trovare sul sito web www.suezo.it/detour, con tutte le indicazioni per potervi prenotare. Vi aspettiamo con la Sueso per i Ponti a Venezia e anche in giro per il Veneto. A presto!